Benedica a tutti. La crisi economica che stiamo vivendo porta alla chiusura di numerose imprese, con conseguenze negative per le persone che ci travagliano. Claudia Blesi ne conta nel suo servizio la vicenda di grande migliore. In un momento di crisi economica che vede la disoccupazione a Chianari all'12,2%, con un tasso raddoppiato rispetto al 2007, secondo le ultime fonti ILO, Organizzazione Internazionale di Luciavaggio, magari la burocrazia italiana fa la sua parte, a risicando di mandare in mobilità a 150 travagliatura per una cavillazione burocratica. È la storia dei dipendenti della famosa catena Grande Migliore che, dopo chiosai di 2 anni di chiusura, arrisicano la mobilità si pur trovare un Igeco, società della famiglia Bellavia, che rileva un mercu Grande Migliore, un compratore concreto. Dopo la cessione definitiva di Bellavia, di punti vendita di Trapani e di Viano Trabartolo in Palermo, lo passato di dicembre si annunziava la nuova apertura di Grande Migliore, ma tutto si firmava per l'interpretazione della reversibilità in caso di insolvibilità secondo la legge Prodi bis, cavillazioni che fece respingere chiossai di una volta le offerte di Lagecu di parte del commissario straordinario Francesco Macario. Lo mancato accordo impedisce l'uvia definitivo alla cessione dell'impresa e a così 61 ex dipendenti Grande Migliore, stanchi di annunzi e promessi non mantenuti, l'usetti di Innaro di Stanno occuparono la sede di Viale Regione Siciliana notte e giorno. Lo 29 di Innaro, il Ministero per lo Sviluppo Economico comunicò durante una riunione con i sindacati la proroga dell'amministrazione del commissario Macario, per 3 mesi, con conseguenti proroga della cassa integrazione per la travagliatura e la nascita di un nuovo bando, lo terzo, della durata di 1 mese. Dunque è possibile che nel mese d'aprile la questione finalmente si può concludere. Speriamo di una maniera positiva per la tranquillità di numerosi travagliatura e di sue famiglie. Pure sta puntata di Stupor Mondi finisce con questo suo video musicale in siciliano. Di Calanda e Calandra interpretano la sua canzone, Siciliano tipo strano. Vediamolo un semmola. Mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9 tanto fuori un chiovi, un corpo alle capigli, mi sciavolo la scidi, ma giusto le baffette, una trovo le quasetti. Siciliano tipo strano, mi spicchio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto m'arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo
pusciano. Domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona lui che caro e comincia a re da capo. Mi mangi compagnia, quando ti barattia, mi lascia stare in pace e te ne va di mia. A Tiago di Lurissi, ti mi voglio maritare, meglio stare in chiazza e a tutte salutari. Coscienza Venerica, Com'è? Tutto a posto? sua figlia ancora zita, ci piace bella vita, ma quando si marita, io chiudo sonno, fici un poco rica, 4 maccarrona, mi mangiasse qua modica, mentre sogno che la via, c'è uno capannia, sistema di luna, e in canotte la fuma, siciliano di Posciano, io non mi voglio, la sera sfado voglio, se mi rasta smossa forse fosse pure meglio, siciliano di Posciano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Serietà alla base di tutto. Io ragazzi fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e la prima cosa mi faccio oltre 2 ore di sonno. La bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Ma mi sembra esagerato. Ciao ragazzi. Già si dice tardo, comincio a salutare, sogno troppo stanco, senza travagliare, sapete che vi dico, ma vi stai a riposare, la tavola è punzata, sta vita non si può fare, all'esterno di mangiare, non so più che fare, mi apro finescetta e mi dà io mare, siciliano di Posciano, mia fratello a Germania, amici a Broccolino, mio padre che travaglia alla fabbrica a Torino, siciliano di Posciano, mi spicchio la semenza, ne posso fare senza, ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza, siciliano di Posciano, io non mi voglio, la sera sfado voglio, se mi rasta smossa forse fosse pure meglio, siciliano di Posciano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, perdona lui che caro e comincia a re da capo, siciliano di Posciano, di Lomondo paesano, siciliano di Posciano, è lo mondo degno umano. Questo è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Salutiamo!